Eccoci qua, bella raga, ciao a tutti, il commendatore veneziano, siamo in diretta, datemi 30 secondi che devo sistemare una cosa sul canale, quindi se vedete la foto un po' curiosa sono io. Ah, arrivo subito ragazzi, quindi cambio un attimo la schermata. Ok. Pa pa pi 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 pa pi pi pi. Ok. Adesso sistemiamo il tutto, quindi se non vedete niente non mi sentite è normale. One moment please, one moment. Ok. Adesso andiamo di qua. Di qua. E siamo pronti per tornare su PES. Ok. Buono. Adesso salutiamo qua i nostri amici, siamo in 11. Vediamo chi ha voglia di provare insieme a me il buon PES. C'è anche il Napoli, mi sembra, oggi. O il Napoli, non mi ricordo se è Napoli o la Roma, mi ricordo che cazzo. Ok, salutiamo tutti. Allora, bella Cuba. Ciao Matteo, ciao Giulio, ciao Christian, ciao Alice Beck, ciao Amedeo, ciao Terence, ciao Alessandro, Luca, Radu, Jacopo, Francesco, Ale, Gabriele, Lollo, Ale, il grande Poleiman, grazie per la pace, Mattia, Darkstar, Pierfan, Niki. Ok. Sto giocando il Napoli, vabbè, insomma, dai. Vediamo adesso. Aspettiamo un secondo e poi partiamo. La pace, insomma, non è ancora completa, almeno c'è la Serie B, la Serie A, qualcos'altro, quindi ho voglia di provarlo insieme a voi. E quindi proviamo sto pesco, diventa un figo. E niente, chiaramente, cioè, dopo non so se continuerò questa stagione o ricomincerò un'altra, vediamo, però intanto lo proviamo. Cioè, graficamente l'ho visto nell'altro gioco, è veramente stellare. Graficamente è super. E il Napoli in vantaggio, bene. Insigne. Sono contento per il Napoli. Ehm, la giocabilità anche sembra migliorata. Sì, non è completamente moddato, manca. Allora, la Bundesliga è solo tolto la Bundesliga nel senso, purtroppo sulle squadre europee, le altre europee c'erano tipo 8 squadre fake. Allora, cosa ho fatto? Ho preferito mettere le 8 migliori di Germania sulle altre europee e togliere la Bundesliga, così da non avere nomi del cazzo. Quindi tanto è così. Poi ripeto, questa è una stagione tanto per provare, poi quella ufficiale la faremo più avanti. Eh, cioè, infatti facciamo vedere qua, la Lega Portoghese è l'unica che non ha ancora, ha i loghi ma non ha i kit. Premier tutto a posto, Italia il B tutto a posto, Spagna tutto a posto, Francia tutto a posto, Olanda a posto, Portogallo ci sono i loghi ma mancano i kit, Brasile vabbè, Argentina vabbè, Cile e queste qua. Ok, perfetto. E andiamo, se andiamo a vedere no, informazioni squadra. Ce la diventa un figo. Ho messo, ecco, per far vedere sulle altre europee, ho messo Bayer Leverkusen, Red Bull, Bayern Monaco e insomma le migliori di Germania. Ecco, vabbè, insomma, queste qua in realtà non ci sono. Queste squadre qua non ci sono, non so perché le meta in realtà non ci sono, però come si dice, no, non capisco sinceramente questa cosa, non capisco perché ci sono se le ho tolte. Questo è un po' un... No, allora a sto punto mi conviene mettere la Bundesliga, ci sono comunque. Questo è da valutare, non pensavo di trovarle. Perché quindi praticamente passano di là. Allora a sto punto metto la Bundes. Eh, Sì, infatti. Allora a sto punto faccio così, ragazzi. Vediamo le magheggiate del cume in diretta. A sto punto. Facciamo così, sì, perché se tanto se devo avercele comunque, a sto punto mettiamo la Bundes ufficiale. Sì, ci sono, sì, sì, non lo sapevo questo, perché io di solito ho sempre cominciato le carriere con già le mod complete. Allora, modifica. Sì, mettiamo che la Bundes a sto punto, cazzo, cioè, allora, struttura competizione. Oh, allora, rimettiamo a posto, che palle. Allora,
Leverkusen, e togliamo questo. Red Bull, e togliamo questo. Friburgo, Eintracht, Borussia Gladbach. Io non so perché non... Devono mettere, piuttosto non mettere le squadre, se devi mettere queste squadre di merda. Cioè, non... PES United, cioè, vabbè. Non le comprendo proprio ste robe, vabbè. Fenerbahce, Dortmund. E... Mettiamo questo. Poi al posto di questa cazziamo il Wolfsburg. E un attimo adesso leggo la chat. Al posto del... sta rincoglionita qua. Mettiamo l'Hamburgo. Stoccarda. Vai. Questa. Schalke. Pabro. Erta. Werder. No, Ludersfield no, infatti che cazzo. Everton con questa, boh. Ok, abbiamo Bayer, Lipsia, Friburgo, Eintracht, Borussia, Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Hannover, Augsburg, Colonia, Hamburgo, Stoccarda, Mainz, Schalke, Hertha, Hoffenheim, Werder Brema. Ok, e qua abbiamo i morti, ma non posso cancellare, non si possono cancellare intanto, no. Io sta merda, cioè io devo giocare con il Blockrose, il Marsford, il Motua, cioè, non so, vabbè, insomma, sono proprio robe che non capisco. Non posso mettere da nessun'altra parte, purtroppo, cioè, non posso fare altrimenti. Liga, Songres, niente, vai, ragazzi, va bene, chi se ne frega, tanto siamo in Serie B, non le beccheremo mai con le squadre, ultime parole famose. Ok, ciao. Sì, ma cazzo, cioè, cosa me ne frega di quelle squadre? Va in culo, va bene, dai. Almeno teniamo la Bundes, a sto punto se devo avere comunque le squadre rincoglionite, cioè, diventa un figo. Nuovo. Così ci vediamo la Serie B, insomma. Ciao porco, ciao. Allora, tu. Mettiamo, sì, lasciamo campione, dai, visto che devo un attimo ambientarmi, mettiamo campione, 7 minuti, Euro, giocatori classici noti, campionati sì, quindi vabbè, il campionato PAS, il campionato PLA, famosissimi campionati li teniamo, tanto ripeto, non andremo mai a giocare di là, dobbiamo vedere il gioco. Giocatore esistente, Serie B, no Cesena, grazie. Dennis. 71 il personaggio, eh? Marchetto, eccolo qua, bello come il sole. Di notte, vai! Sì, polemica, posso fare anche così, ma sì, non è un problema. Do not problem. Do not problem. Comunque la grafica di PES è veramente mostruosa, eh. Anche la giocabilità, se si vede che adesso è next gen anche PC, è chiaro che c'ho FIFA a altre qualità, però insomma, è un giocatore, cazzo. Ok. Beh, sto Venezia dominerà il mondo. Sì. Vai. Venezia-Palermo e veneziano non gioca. Ma perché? Ma come fanno a giocare il veneziano? Ma dai. Vai. Calcio d'inizio. Si comincia, raga, vediamo sto PES insieme. Ho fatto una partitina, poi se volete ci facciamo un mondiale impossibile anche. Proviamo, vediamo un po' il gioco, tanto io ho visto che i nazionali hanno tutti i kit, però purtroppo tante squadre hanno ancora i nomi facche. Però sta in morta il patch, la aggiornano ogni giorno, quindi faremo presto secondo me. Eccolo qua. Questo giorno che apre il campionato, come sempre, grande emozione, grande attesa prima di questa gara. Venezia e Palermo. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa. Questo bello vedere il Camp Nou, cazzo, che è perfetto, una roba perfetta. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Venezia e Palermo. Eccoci qua. Cioè, graficamente è veramente un altro gioco rispetto alla versione PC degli scorsi anni che non era next gen. Ciao Umberto, ciao Umbertone. Ciao Alessandro. C'è vecchi tifosi che, vabbè, cambiato, non possono dire, non so, si può dire di no. Eccoci qua. Guarda, anche i kit sono fatti da Dio, cazzo, mamma mia, perfetti. Vai! E si comincia, il Cume non c'è, però. Via la gara.
Bell'anticipo, pericolo sventato. Ah, comunque sul PES 17 ho scaricato, se fa ridere, gli scoreboard ufficiali per tutte le leghe. E anche una cosa che cambia la grafica sotto il gameplay, è diventato molto più bello. Guarda, sto bestemmiando in turco adesso, l'ho trovato. Lasciamo perdere. No, adesso no, adesso eccolo qua, e subito c'è il gol del Palermo. Si comincia bene Iaialo. No, beh, graficamente non si può dire niente a PES. Si può assolutamente contestare la giocabilità, il fatto che sono a volte legnosi, però graficamente non puoi dire un cazzo. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Vabbè, FIFA graficamente adesso è diventato leggenda anche questo, però anche PES è bello graficamente. Sono due stili diversi, ma ugualmente belli. Gioca con un pallone lungo. Poteva essere un vabbè, no, per me è così, dopo non sui pareri. Peccato. Iaialo. Partenza veramente a bomba. Beh, diciamo che è difficile da professionista, perché ripeto, ho appena cominciato a giocare a PES, quindi non so quanto più difficile sia. Intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Sì, bene, i movimenti dei giocatori è più fluido FIFA, su questo non c'è dubbio. Il Venezia, è un altro modo di vedere il divertimento con i giochi di calcio. Sono due cose diverse. Certo, PES senza le mod sarebbe orrendo, con le mod perfette, a cose che FIFA non ha e FIFA a cose che PES non ha. Tutto qua. Io per esempio contro il computer mi diverto di più su PES, online chiaramente FIFA. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Già che hanno segnato un gol è promettente. Sì. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. No, per la grafica fa paura rispetto a PES per PC delle edizioni vecchie. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. E questo è anche uno stadio di merda purtroppo. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Cioè, ho già tutte le mod qua, grazie Paul. Ma la partita è ancora lunga. Oh no, madonna, aspetta. Volete giocare così? Mi sembra un po' dura. Se volete, aspetta, mettiamo pausa. Se volete possiamo anche tentarla così. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. La diventa un mito è meglio PES di FIFA, assolutamente. In modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo per PS4 so che c'è la patch, si chiama PES, CY PES per PlayStation. Cazzo, scusate. Arrivo subito, mi si è tolta la chat, vai, fanculo. Vediamo se volete possiamo anche provare se volete, però è duretta. No, come non ho cambia, se immaginavo. Ok, tipo di telecamera. Mettiamo un grandangolo. Ok, vai che andiamo. Fuori dall'area. Iaialo allarga sulla fascia. Rispoli ha spazio per affondare. Ragazzi, per piacere. Mamma mia. Iaialo show. Venezia 0, Palermo 2. Che partenza. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Bello aspetta, devo un attimo ambientarmi. Catroia. 2-0 dunque. E non siamo neanche alle gol determinante. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Vuole la profondità. C'è retropassaggio. Ragazzi, ci siamo in campo, sì? Tocco morbido e trova bene il compagno. Puttana miseria, oh. Lancio lungo del portiere. Che inizio difficile per il Venezia. Cioè, perché il Palermo è una squadra che punta là subito, però che sbò. Bella serie di passaggi. Un esordio degno del miglior come. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità. Mamma mia ragazzi, inizio veramente complicato. Che hanno diminuito l'intensità del pressing. Si attaccano sì, Marchigiani è la stessa cosa, il Marchi. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Buono. Hanno ragione a essere cauti. Bella questa. Vai Cume. E ci prova. Mamma mia, subito al primo tiro quasi gol, cazzo. Peccato. Un di fortuna. Prova immediatamente in avanti. Dai ragazzi, che stiamo cominciando a carburare.
Fase di stallo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Si Peccato. carbura, si carbura. La moda si chiama Immortal 7.5. Cerca il passaggio profondo. Bella! Intercetta il Mamma passaggio, mia! pericolo. Comunque anche come gameplay Venezia noto ha molte una differenze. montagna di 2 gol da Cioè, scalare. ripeto, E gli il ultimi tempo, PES prema purtroppo contro. non erano come la versione console, erano ancora, diciamo, old gen. Per carità, magari per chi gioca sulle console lo vedo uguale, Si però allunga per e chi è trova abituato la su palla. PC, c'è la differenza Copertura c'è. attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti Sono passare. lentissimo però. Iaialo ha già Ciao segnato Daniel 2 gol oggi. Dylan. Bella rete di passaggi. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad Dai, arrivare in fondo. cioè, purtroppo la Venezia hanno 2 stelline, è una roba oscena. Ottimo il fraseggio. Ciao DJ Aeromic. Iaialo, ottima Dai, un po' di pressione la pressing. sua. Palla recuperata. Bentivoglio Vai Cuba. prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Proprio sui passaggi. Sono abbastanza una pippa Si obesa. riprenderà con una rimessa laterale. Ciao Brianzolo. Ti voglio bene Carlos. Iaialo. Occio. Situazione Dai, almeno un spinosa, ma golletto, il suo cazzo. intervento è stato provvidenziale. La mette in avanti. Cerca un compagno. Bello. Occasione da rete. Mamma, fuori di poco. Dai, che però Forniscono sto una Cume grande anche di occasione. sinistro È c'è. andata esattamente come prima. Cioè, purtroppo ci sono poche scarpette, non essendoci le patch, mancano questi dettagli qua, però, ripeto, già dopo, non so, 2 settimane dell'uscita di PES, avere già una mod così, fa ben sperare, dai. Ciocev. Ben ti voglio, ragazzi, tanta roba. Comunque anche come gameplay mi sembra Ancora fuori molto dall'area. molto migliorato. Fallo, nessun dubbio. Ciocev. Ciocev, ragazzi, il Palermo show è Palermo è più forte di noi, cioè, c'è poco da fare. Vabbè, Iaia l'ha già deciso la prima partita. Devono ancora attendere per centrare la prima vittoria della stagione. Non una buona partenza. C'è Concentration tempo, ma non una buona partenza. Qual è la tua analisi di questa Sì, gara, lo Luca? so, Tutte Caressa, le lo so, squadre lo vogliono so. cominciare bene la stagione, vincere la prima partita di campionato. Ok, un inizio degno del miglior Cume. Perfetto. 5,5 ho preso, mamma mia. Voto di merda. Adesso, squadra nazionale, il Cume, cioè, vogliamo subito il Cume con arroganza, la prima giornata. E non mi hanno scelto, ma che... Vai. Buonasera Romano. Adesso siamo contro il Novara. Non sono informazioni. Quindi non sono contro il Novara. Fa culo. E il Venezia vince 3-1 senza di me. Yuhu! Sono le soddisfazioni della vita che sborda. Cioè, non venite neanche in campo. Adesso non c'è un giocatore UEFA, Messi o Ronaldo. Ventura vergognoso. Messi, Lionel, perché si chiama Lionel. Va bene. Ciao, prossima giornata. Contro il Provercelli siamo? Contro la Provercelli. Sì, si va a Vercelli per staccare il biglietto. Andiamo a staccare i biglietti, no, titolare inamovibile. Siamo già inamovibili. Mi vuole provare, turnover. Bello questo, un bel ragazzo. Vogliamo il gol di Stulak. Grazie TL. E adesso ci sarà il primo gol, Fioi.
Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Però Vercelli, Venezia, dal Silvio Piola, però non c'è il nostro stadio, no? Oggi è tra Vercelli e Venezia. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Le male sono fatte bene, sono stati bravi, cazzo. Non pensavo già così veloce. Cioè, il pallone fa cagare. Così. Vai. Eccoci, si comincia. Si va a Vercelli per staccare i biglietti. Ottimo il fraseggio. Occhio. Compagno. Buono. Intercetta il passaggio, pericolo. Veneziano a vuoto, subito si incazza. Cosa va? Si mette a 90 il Cume, non è un bel segno. Cerca spazio. Conclusione. Segna lui. Mamma mia ragazzi, non tocchiamo palla. Bianchi c'è. Del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Rolando Bianchi apre il conto dei gol per questa stagione. Calma. E passano in vantaggio. Sono Veneziano. Fortissimo. Prova la botta. Vives, lo ammazzano. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Un solo Cume, si alzerà. Stiamo prendendo le bombe. La. Si libera la grande. Tutto regolare, tutto regolare. Gioca con un pallone lungo. Pericolo. Mamma mia che inizio, Fiori. Prova a verticalizzare. Passaggio sulla destra. Lanciami. Cerca di allungare il gioco. Porca puttana, sono lento come una capra obesa. C'è la palla lunga in avanti. Bianchi. Occasione per il contropiede. Prova la giocata nello spazio. Mamma mia, mamma mia. Un Venezia a dir poco geniale. Un Venezia degno del peggior Milan. Il Vercelli si trova in una situazione delicata. Il tecnico si accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Io credo che le questo PES finiscono tutte siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di cambiare la sua tattica in corsa. Palla larga. Bello, buttala in mezzo. Bellissimo. No. Un'ottima opportunità che porca poteva anche portare a gol. Puttana, Veneziano, rimbambito che non sei altro. Un'ottima conclusione. Oi, Pippo Inzaghi se n'è per noi, no, ci sta però. Prendilo! La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Ciao Stefano. Occhio. Vives, scodella in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Mamma mia, che fatica, la vita da bomber. Il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Veneziano, con calma. Sulla destra. Buono. Palla di nuovo verso il centro. Buono. Bel fraseggio. Era fallo. No, non passarla. No! Tocco preciso. Ma no! Riesce ad intercettare. Potevo lasciare, no, ho fatto male a chiamarla qua. Vuol far salire i compagni. Mamma mia, sono lento, Fede. Domizzi con l'intercetto. Siamo lentissimi, cazzo, siamo dei pachidermi. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Vai! Mette la palla. Bella, peccato, bella questa in mezzo. Bravo Zigo. Bene fino però all'ultimo passaggio. Dai che non stiamo giocando malissimo adesso, cazzo, siamo un po' sfortunati. Precisi e veloci nel passaggio. Comunque sì, il gameplay è cambiato tantissimo in meglio per fortuna. Vives. Bianchi. Arbitro, non meritiamo di perdere, ma si perde. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto.
Devo imparare. Mi sembra Perché che cazzo di manchi loro un calcio po' di di inizio cattiveria, faccio? specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Mamma mia. La squadra in svantaggio Tipiche non papere deve dei difensori di innervosirsi merda. e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vai il contropiede Il pallone tattico. sulla sinistra, ora cosa succederà? E passa! Prova con la Bello! Ma niente, sono allontana marcato, il pericolo. cazzo. Il Venezia si riappropria del pallone. Il Venezia può lo dice rimpostare però il gioco. Venezia. Prova a verticalizzare. Bravo. La partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Ciao Franz lol. Il Venezia è in svantaggio e ha tirato di meno, ma basta un piccolo sforzo. La Basta un differenza in campo non è piccolo abissale. sforzo. Il Venezia non riesce a mantenere il possesso di questo. Vai Zigo! Parata. Bel pallone filtrante, non è riuscito. Se non riusciamo a trovare il pertugio. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Intervento da killer, ma... La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Il Cume cambia tutto in maniera splendida. Per provare a recuperare questa distanza che li divide dagli avversari. Dai! Ma che sbordo, ma che cazzo di cross facciamo? Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Il Venezia. In questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Vaffanculo. Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla Occhio. piuttosto che intervenire. Occhio alla conclusione. Mamma mia che gol. Insacca un gol molto importante. Tutte e 2-0, ha ragione Paul. La partita si mette in discesa. Ha ragione Paul. Ha lasciato scappare questa grande occasione. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo. Comincia a piovere, Fioi, non che credo. Comincia a piovere. Non pioveva prima, mi sembra, per non dire una cagata. Esci il campo e bagna. Figa sta cosa. Con questo gol possono affrontare il match con bravo Cume, di fisico. Non ci credo, cosa vi ha preso? Cosa vi ha preso? Ha ragione Paul. Immediatamente in avanti. Ma comincia, ma ragazzi, ma c'è il meteo dinamico su PES. Cerca spazio. Occhio al tiro. Mamma mia. Però vedo che il campo si bagna, però sono chicche che sono interessanti. Il Venezia ha optato subito per un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare. Sì, stiamo giocando bene, però cazzo, siamo sfigati, puttana maiala. C'è l'opportunità per il contropiede. Però scrivetemi se c'è il meteo dinamico che puoi passare da nuvoloso a pioggia, perché cerca la profondità. mi pareva di vedere la pioggia prima quel campo bagnato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Oddio. Lo sapete che io amo ste cose, ragazzi? Tocco morbido. No, bella! Peccato. Il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. La Darkstar, dimmi però se c'è il meteo dinamico, almeno sono più tranquillo. Bianchi. 2-0, 2-0. Così. In maniera arrogante, però. Questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Il Venezia. Grazie Matti. Grazie Matti, ciao bello. Bisogna dirlo, hanno dato il massimo. Niente, e nessuno mi risponde, nessuno mi dice niente. Ma non ci sono riusciti. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Veneziano 6. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello. È dura, è dura. Il Venezia. Bene, dai, gioco io perdiamo, giocano da soli vinciamo. Sono questi momenti. Sono questi i momenti belli della vita. Ultimo giorno di mercato, so c'è la Coppa Italia, no, guarda, cioè.
Mi hanno surclassato. Non ci sono, cazzo. Beh, Iaialo e Bianchi mi hanno fatto doppietta. Ci sta, ci sta. La Leotta nazionale. Contro chi gioco? Neanche visto, cazzo. Titolare, contro? Si comincia. Non ho capito contro chi, però. Ah, con lo Spezia, la Spezia. Sì, c'è il metodo dinamico. Vinciamo la Team Cup, perché si dice Team Cup. Vai. Un caloroso benvenuto a tutti. Vediamo come finisce. Finisce 2-0. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Spezia e Venezia. Vai. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? Ma che cazzo di com'è? Partita già in corso di svolgimento. La Team Cazzo. La Team Cazzo ci sta. Giorgi non riesce a servire il compagno. Giorgi, dai biondi, capelli dorati. Mi è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Dai che in Coppa Italia vinciamo. Bravi, bravi. Gioca con un poderosi. Sponda eccezionale, brava. No. Angolo? No. Devono fare molta corner. Eccolo qua, ecco l'incornata. Scena adesso e mi bombola le 8. No. Che tiro di merda. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La mette sulla sinistra, palla intercettata. Ma sanno cross, no, la squadra che sa crossare meno nella storia. Cazzo, hanno un bomber di testa di razza. Di stallo. Cerca la profondità, sulla fascia. Ma perché da sotterra? Madonna, che squadra. Mi piace sta diretta, siamo tornati ai vecchi tempi con PES 18 moddato, non completo, quindi questo, cioè, per me... Cioè, veramente lo faccio solo per voi, ragazzi, perché cioè, giocare col PES, con il PES United, il guanzaccio e quella roba là è dura, però per fortuna dove serve a noi è a posto, quindi. Grande Kuma. Ma non giochiamo male, Prova con la palla lunga. Salta e colpisce di testa. Peccato, non era brutto questo. Ha fallito una clamorosa occasione. Con gli occhi azzurri e con il pacco tuo. Dai però, mamma mia, che cioccolataio. Pallone alto e lungo sulla fascia. Può metterla in mezzo. Cross verso il centro, ci mette la testa. Buttala via. Bentivoglio la gioca in profondità. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Dai. Passala in mezzo. Passala. Cioè, mamma mia, lo stavo sbagliando. E silenzio, 1-0. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Non ci credo, che culo, mamma mia. E sono andati a segnare. Mamma mia. Partenza perfetta. No, poi ti assicuro che il gameplay è migliorato. Questo gol li porta in vantaggio, ma no, manca subito. ancora molto tempo. Ma puttana maiale. Supera il portiere. Ma subito, granoce maledetto. Molto importante. E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Ha finalizzato alla perfezione questo. Però invece già tanti più gol si vedono, ragazzi. Dai, non si può dire che è la stessa cosa. Ho capito che PES non è più quello di una volta, però dobbiamo essere obiettivi. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti di testa. No, mamma mia. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. C'è la palla lunga in avanti.
Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Guarda che cume di cuore. Il pallone è scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Tutto cuore questo cume. E trova bene il compagno. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Scodella il cross. Granoce, no! Prova il tiro. Mamma mia. Vediamo tante più azioni, cazzo, guarda. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Dai che Veneziano finalmente ha segnato. Bello. Ecco il tiro. Di sinistra sono scarso che ancora. Allora potevo guardare l'allenamento però, cazzo, mi sono dimenticato. Tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Buono, 1-1 fuori casa, possiamo passare il turno. Che ha visto un gol per parte, gara ancora in perfetto equilibrio. Ciao Ave Cesare. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse che stop, porca miseria, bello lo stop però. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. E iniziano i secondi 45 minuti. È roba nostra, bravissimo. Mamma mia con che classe e disinvoltura. Prova a verticalizzare. Palla larga in profondità. Prova ad andare via con eleganza. Cerca il cross in mezzo. Bravo! Mamma che gol di rapina! Che gol di rapina! Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Ciao! Difesa davvero pessima. La zona che faccia della a porta culo. va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Ed è la seconda rete per lui. E doppietta di Veneziano. Colpisce il pallone. Conclusione sul fondo. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Dai ragazzi. Pallone alto nello spazio. Questo è bello, mamma di poco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato tanto doppietta in team cap intanto. Sì, un gol da Pippo Inzaghi proprio. Giorgi, dai biondi, capelli colorati, dalla patata, sempre fatata. Non può sbagliare. Occhio. Palla al centro. Ci abbiamo già visto un sacco di gol. Di solito questi gol li vediamo in 100 partite. Cioè, dai, dobbiamo essere sinceri. Bene sta cosa, ci divertiamo a sbrega, diventa un mito quest'anno. Fallaccio, ecco, è morto. Ah, porca puttana. Verificare le sue condizioni. Ma che palle. Adesso vedi un anno fuori. No. Ma non ci credo. Soccorso a bordo campo, bene. Spazza via. Ha tentato l'azione personale. Quando segno 2 gol mi spacco sempre, cazzo. Cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ci divertiamo, ciao Matt. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. È vero. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. Sono rientrato invece. Il Come rientra con arroganza e vuole la tripletta. Non ci credo. E preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità di questa squadra, dai, teniamo, sono importante passare al primo turno di Coppa Italia, diamo morale alla squadra. Si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Bravo portierone. E vai che andiamo. E fanno bene a prenderci e di 3 contro 2 difensori per accompagnare la manovra. Vai come sfrutta la tua bomberaggine. Va al tiro. Di sinistra no, proprio non ci sono ancora. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno. Sì, la faccia è diversa perché chiaramente ho
ho creato un personaggio sopra un altro del Venezia, quindi è per quello che la foto è diversa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Dai, teniamolo, cazzo. Palla giocata alta sulla fascia. Giorgi scatta verso il pallone. Abbiamo già visto 4-7 gol, abbiamo già non visto. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Bene. Ciao Antonio. Siamo una cinquantina oggi, cazzo. Però. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Palla giocata alta sulla fascia. Roba nostra. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. A proposito, se ha fatto una gaffa ieri, io ringrazio Apicella che ha fatto una donazione di 2 euro e non mi sono neanche accorto. Ti ringrazio, se ci sei Api ti ringrazio. Vogliamo la tripletta di testa? No, cosa mi ha preso? Che miracolo. Beh, bene però che i portieri siano forti così su certe occasioni. Grande prestazione della squadra ospite che è riuscita a passare e adesso avrà semplicemente Mamma, cosa mi ha parato, Madonna santa. Adesso devo fare anche una foto per l'anteprima. Mamma mia ragazzi, cosa mi ha parato, Dio Madonna. Team Cup ritorno. FIFA lo prendo, sì. Però questa partita di Coppa Italia mi riposo, la rischio. Fotte sega. 2-1, dai, cazzo, lo prenderemo 30-0. Adesso vedi 3-1, perfetto, dai, passati. Tolti dei coglioni. Prossima sfida abbiamo il Benevento e il Cagliari, ok. Beh. Venezia, Virtus, Entella, bisogna vincere per il campionato, Boh. Cosa dovevo fare che non mi ricordo più? Non mi ricordo, devo fare qualcosa. L'allenamento devo fare. Ora ce ne ciaviamo del passaggio. Difesa anche. Mettiamo velocità, cannone. Dribbling. Ok, facciamo così. Io parto sempre così io. Boh. Vai. Ah, ok, la foto, giusto. Bisogna fare la foto, perfetto. Mi ricordo un cazzo, sì. Nuovo attacco, Albert Spirler di Toleotto. Un caloroso saluto a tutti Piove. voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Benvenuti da Fabio Caressa. Ci vediamo con la pioggia se andiamo fuori i fighi, però aspetta. Ciao Fabio, io sono pronto. Allora. Tu sei pronto? E a casa? Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Siamo tutti pronti. Allora. No, vaffancuore. Ma puttana miseria, non mi ricordo più. Una bella posa. Vediamo. No. Così dai, ci sta. Ok. Perfetto. O se no... Vabbè, questo dopo deciderò. Vai. Vai. Andiamo ragazzi. Voglio il primo gol anche in campionato. Veneziano mi sta già gasando. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Magari penso che con Piccinini telecronista, ciao. Fisico e conquista il pallone. Ci mette il filo. Aia. Spazza via. Tocco morbido. Occhio. Col tiro. Vuole tirare.
Rete! Campionato facciamo cagare i morti. Sulla conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Possiamo recuperare, ragazzi, una dai. grande partenza, un ottimo inizio. Bentivoglio prova a prolungare. Bentivoglio ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo... Dio mio. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. La palla schizza, non possiamo dire però che... Non possiamo dire che le partite finiscono 0-0, però questo non possiamo dirlo. Prova con la palla lunga. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Occhio, ragazzi. Fascia, è libero. La mette in mezzo. Lisciata, meno male. È in ottimo. Va al tiro. Go! Mamma mia, ragazzi, ma... Un 1-2 veramente da KO. Il campionato facciamo schifo. Alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante con 2 reti di scarto possono anche in campionato non gira. Di gestire la partita. Decide di sfruttare la fascia. La palla viene rigiocata verso l'interno. Fallo. Il Venezia da qualche minuto ha stretto le maglie in difesa. Meno male che non c'è la Serie C, la Pro, perché sennò... mantenere questo risultato piuttosto che rischiare un contropiede. Vabbè, la Serie A ormai è un sogno. Dai, crediamoci. No, non ho la possibilità di correre da solo. Gioca una palla lunga. Bella serie di passaggi. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Vai. No, ma qua il problema non è tanto in sé che la squadra fa cagare. Cioè, hanno fatto scarsissimo il Venezia, una delle più scarse. Prima frazione di gioco. Prova cerca il tiro. Non può essere certo soddisfatto. Comunque ho visto un paio di video di FIFA, spero che sistemino nella versione finale il portiere, perché ho visto che ne prende da fuori, cioè segni sempre praticamente. Ci mette il piede. Ma dove il fallo, dai? Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Come? Vai, un contropiedone. Ma no, così... Ah, non era per me, ok? No, perché... E va via. Guarda, beh, qua veramente ci ha messo il fisico. Gambetto. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili. Ed ecco il colpo di testa. Fuori di molto. Clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Sì, bella gara oggi su F1, mi dispiace per aver perso un pezzo, però vabbè, Formula 1, giocone droga. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada, oggi è davvero in palla. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Sto Venezia non gira in campionato. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta... Dopo se volete ragazzi facciamo un mondialino, un mondiale così, tanto per vedere un po' le nazionali. Pallone alto e lungo sulla fascia, palla verso il centro dell'area. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Quella panterona va alla grande. Gioca con un pallone lungo. Dai, corri Paolino. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono. Dalle imbucate di tua madre. Sanno che gli avversari... C'è il tiro.
Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Che occasione, un pallone fantastico. Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Ancora fuori dall'area. Non perdiamola. C'è la palla lunga in avanti. Non me ne fischia uno, No, la master non posso perché la sì che ho bisogno delle patch complete. Sono sotto di 2 reti, ma è la mancanza di iniziativa che rende impossibile la rimonta. Ciao Alessio. No, sono concentrato ragazzi, ma puttana miseria. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Buttala via, ok. Dai, un contropiede. La situazione con una giocata in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Che se posso mi faccio 99 il personaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Guarda col fatto che stiamo provando la modalità potevamo anche farlo più forte, però. Il Venezia ha ancora 2 cambi disponibili. E la manovra offensiva si ferma qui. Cerca di allungare il gioco. Un Venezia sterile. Scavalcare, non benissimo però. Il Venezia decide per un'altra sostituzione. Passaggi riusciti, ma della Entella. Bell'intervento. L'arbitro dice che non è fallo. Intervento duro. Niente, non riusciamo a fare una cazzo di azione. Tocco prudente al portiere. Prova a verticalizzare. Dai ragazzuoli, dai. Fuori dall'area. Prova la giocata. Tenta la conclusione. Ma cosa fa l'esterno? Fa il tiro di classe. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Mamma mia che squadra. La difesa. Verticalizza. Lo stop è anche buono, ma la girata che è lenta. E ripressiamo? Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Cerca un compagno. Ottima azione difensiva. Ai ai ai. Morbido. Ha la possibilità di andare verso la porta. Elegante. Dai però. La mette in mezzo. Lì ci prova. Fuori e finisce qua. E arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol. Bisogna dare una sterzata perché è un inizio alquanto disastroso. Ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Finora vittoria solo in Coppa Italia, una vittoria in campionato, ma il Cume non ha giocato. 2-0, speriamo sia un caso. Dai, adesso bombardo tutti. Non sono convocato. Vabbè. Il calcio è anche questo. Ok, Venezia Bari. Cioè, però se non vinciamo col Bari, me ne vado. Perché il Bari non è una brutta squadra. Ventura porco. Vai. Ah, non c'è più Zigoni, c'è Jacob. Concentration. Vai. Con il sole segno, Fiori. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Vai. Oggi si affrontano Venezia e Bari. È tutto pronto e prontissimi siamo. Grande stagione col Bari, mi ricordo sempre quella stagione che non ho preso la Serie A per un pelo, ma... Ciao a tutti. Che bomber. L'arbitro ha già dato il via cronometro. Loro Flores la gioca sulla destra. Ha spazio sulla fascia. Tocca verso il centro. Intercetta il passaggio, pericolo.
Passaggio in avanti. No. Cerca la profondità sulla fascia. Riceve il passaggio. Ecco che parte il cross. Può provare. Bravo. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Dai, distendiamoci. Ma non andiamo a letto. Un po' di indecisione sul da farsi. Palla larga in profondità. Dai, come di testa. Bravo portiere, purtroppo. Dai che ci siamo. C'è il cross. I cross purtroppo ne facciamo belli. Bene, 1 su 10. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Dai, Fiori. Bella. Bella. Preciso. Sono scarsi i miei compagni. Fiori. Gioca una palla lunga. Il Come ha ammazzato qualcuno. Tiene un buon calcio di punizione. Veneziana moneta, ma dai. Lancio lungo del portiere. Ingiustizia. Rienza. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'ingiustizia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se parlo un po' meno sono concentrato, ragazzi. Il Venezia finora non ha mai neanche impegnato il portiere avversario. No. Mamma che difesa di merda che ho. C'è il retropassaggio. Cross in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ok. Gioca con un pallone lungo. Questo è un buon passaggio. E trova il compagno. Ma se lo sprechiamo così. Palla giocata alta. Roba nostra, roba nostra, roba nostra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bello. Non era brutto, di sinistra ho fatto il possibile. No, no, è venuta fuori. Aia. Ma vaffanculo. E infatti c'è il secondo cartellino. Ma vaffanculo. No. Si arrabbia, questo cartellino non dopo 36 minuti. Le idee chiare. Ma ora no. dovranno giocare il resto della gara in 10. Ma cerca di allungare il gioco. Pericolo. Andielkovic. Il Come sotto la doccia. Come va a cagare. Pallone alto e lungo sulla fascia. Anche troppo in casa. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Ai ai ai. Adesso vinciamo perché come non c'è. Si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Niente da Darkstar contro PES. C'è poco da fare. Darkstar è sempre stato contro PES. Per concludere l'analisi siamo già nel secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate. Raga, io mi sto divertendo perché sono con voi a cazzeggiare. Cioè, questo vale tutto. Ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Espulsione tattica. Sì, adesso vinciamo, eccolo. Il Bari deve ringraziare l'errore dei propri avversari lanciati in contropiede. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Cambio, no, neanche angolo, peccato. Mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Dai, cerchiamo di portare a casa un punto almeno. Marcature strette, a quanto pare. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Riceve un pallone interessante. Prova con la palla lunga. L'azione si stava facendo pericolosa, ma dai, ragazzuoli, il tempo e si è messo in mezzo. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Dai, dai. Prova la giocata peccato.
Ottimo disimpegno, la spazza via. Il Napoli vince 2-0. È la giornata di 0-0. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Dai, mamma mia. Bentivoglio. Io non ti voglio bene invece. È il tempo che sta per scadere. Tocco morbido. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Bentivoglio. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi Dio mio, pronti a sfruttare la minima occasione. Dai, è un golletto stupido. Comunque facciamo più punti senza alcuno. 4 punti. Aspetta, che non è ancora finita. Aia, eccola là. Mamma mia, grande portiere. Fuori gioco. Credo sia fuori gioco. Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Sì, è vero, cioè è pazzesco. È poi perché secondo me diventa un mito. Le prime stagioni, questa cosa. Guarda che col Bayern, che la fatalità ha mollato per il momento migliore, ma col Bayern faceva gol a grappoli, per carità la squadra è più forte, ma per me conta anche questo. Vai! Dico, io per quello che mi aspetto da PES sono iper felice. Grafica migliorata a cannone, giocabilità anche. Una volta che hai le patch ti diverti a sbrega, c'è poco da fare. Solo dopo FIFA, altre cose, c'è FIFA se vuoi l'online, un gioco più simulativo, è chiaro che vai anche infatti per tutti e due, fa culo. Noi siamo dove siamo, mamma mia. Sì, beh, ormai, ciao. Serenità la show, ragazzi. Bisogna cominciare a vincere qua, se no se dovrebbero andare bene i playoff. Ecco, fanno un conto la Salernitana e non ci sono. Il tipico cupolotto. Adesso vedi, se sei 3-1 per qualcuno, ciao, proprio. 2-2, vedi, 2-2. Poi strappiamo un punto alla Salernitana. Perfetto. Dai, che stiamo cominciando a muovere un po' la classifica difficile contro la Salernitana. Adesso si va contro il Tonno Pescara, ok. Vai. Non siamo abbastanza bravi, punto e basta. Grazie. Dai, che adesso il Cume si sveglia anche in campionato dopo la doppietta ignorantissima in Coppa Italia. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai. Oggi si affrontano Venezia e Pescara. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca Marchegiani. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Vai, Fioi. La partita è già cominciata. E il Cume? Occhio al tiro. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Sinistro. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. È andato vicino al gol. La squadra avversaria sarebbe stata subito in grande difficoltà trovandosi sotto di una rete. Peccato, cazzo. Potrebbe essere un debutto, una partita shock. C'è la palla lunga in avanti. Campagnaro. Sì, non segno contro Zeman, mi devo fare 2 domande, sì, è vero. Ma Zeman in B è una bestia, però. Colpisce il pallone. Ganz forse, ma quante più azioni vediamo, cioè, dai. Sì, il Cume con la manica lunga di solito dà il meglio. Provano a ripartire da dietro. Bovo effettua il lancio sulla fascia. È un po' porco Bovo. Lungo passaggio in avanti. Dai ragazzuoli. Venezia è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente una partita bellissima e beh certo, non giocavo io. La giocata nello spazio. Attenzione al tiro. No! Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Dai. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato. E va a colpire di testa. Mamma che girata! Davvero per pochi centimetri. Che girata! Ci è andato molto molto vicino. Un'ottima conclusione. Il Cume sta drizzando la mira.
Stiamo giocando per oggi, Palla larga in profondità. Grande movimento nello spazio. Ma non a me. I due qui non si Qua sono però capiti, cioè, dipende dai relazione giocatori così che hanno dei parametri da cioccolatai, però, perché cioè, le azioni ci sono, fiori. Cioè, allarga sulla secondo me con sta patch domani gioco. inseriscono il kit per la Lega Portoghese, sono convinto. Con il ritmo che hanno. Opportunità di ripartire. Avanza deciso. Vai Kume. Vai Kume. Va a concludere. Vabbè, però stiamo giocando molto meglio noi. Sì, ma sappiamo che le animazioni su FIFA sono migliori, cioè, è da... Vai! Buona deviazione non ci del credo. portiere. Peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Intervento al limite. Che sporo al limite? Vabbè. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Guarda che cuore, però, guarda che cuore questo ragazzotto biondo del cuore impavido. Ripeto, dobbiamo prendere i due giochi per quello che sono. FIFA è una cosa, PES è un'altra. Chi ama il calcio, secondo me devi prendere tutti e due. Palla giocata alta bello. sulla fascia. Bellissimo! Che lento, peccato, era bella questa, è una bella azione. Se mi andava sulla fascia poteva succedere qualcosa. Cerca un compagno. Tocco preciso. Bello! Se la prendevo al volo, erano cazzi tuoi, Pescara. C'è il tiro. Girata bella, dai, bella, fuori di poco. Che poteva anche portare a gol. Buon Venezia quest'oggi. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. E ce la facciamo. Prova la conclusione. Prova ancora. E c'è il gol! No! Come stiamo giocando, però non ci voglio credere, ragazzi, cioè... Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre che ancora palo di più. sfigato. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Cazzo, mera gol, puttana merda. Alla fine del merda. tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo Ora si può perdere, speriamo di no, però dopo 10 gol mangiati. L'azione è già ripresa. Il Venezia ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Beh, è vero, dai, una telecronaca giusta adesso. Se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche sì, voglio fare i numeretti. innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Buono. Il Venezia non riesce a mantenere il possesso di questa e dopo la perdiamo. A cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ancora dove si vede che il Pescara, madonna, in difesa sono scarsissimi. Nel caso ve ne siete andati per un po', sappiate che non vi siete persi nulla. Siamo sempre 0-0. Ci mette il piede e conquista il pallone. Occasione per il contropiede. Situazione spinosa, ma il suo non puoi intervento passarmela è stato così per in profondità. Bella serie di passaggi. Gioca con un pallone lungo. Ecco il tiro. Grande. Grande portierone. Calcio lontano. Bella rete di passaggi. Vuole il lancio filtrante. Palla intercettata. La palla non è passata. Ma non voglio la rete di passaggi, voglio i gol. Occasione da rete. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che... ma ha passato giusto per me, no? Cerca spazio. Non può sbagliare. Si libera la grande. Cerca lo spunto. Cerca il tiro. Fuori, mamma mia. Adesso che il Pescara è un po' salito, scusate. Esattamente come prima. Il Pescara si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano.
Neanche le sponde. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Beh, Marco Civoli un figo, no! Va al tiro. La sfera entra in porta. Niente da fare, ho niente da Questo è fare. il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Ah, Dio. Puntato. La palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Il Pescara. Io che mi ostino a giocare con le squadre di Serie B, ma gioca col Bayern che ha fatto 10 gol in 10 partite. Non è divertente, è più bello perdere così. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Bentivoglio con il lancio sulla fascia. Tocco morbido. Roba nostra. Bella apertura, può colpire. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è andato. E la perdiamo anche questa, siamo a rischio di retrocessione. I compagni si affidino sempre di più a lui. Questo che non c'è, è il per classico fortuna. uomo squadra. Pallone alto e lungo sulla Però fascia. sta qua la meritavo di Sulla stravincere. fascia, è libero. Vai che arriva il 2-0. Pettinari ci ha purgato. Si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra lo facciamo il dizionario. Soprattutto troppi errori. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Niente, non riusciamo a vincere una partita. Ciao Nicola Pardo, ciao. Mamma mia, Venezia ultimo, mamma, hai partito così male. Bene, un bel inizio su PES. Team Cup, Venezia-Napoli, ci sarà gloria in Coppa Italia. E adesso vinciamo col Napoli. Vai, la giochiamo. Adesso così il calcio che conta può ammirare il talentissimo del veneziano. Vai! Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Beh, forse Napoli fa turnover. Tra Venezia e Napoli. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere. Vai come? Il come? Tenta la conclusione. Mamma, Reina di piede come l'ha presa. E il portiere c'è. Come siamo partiti? Anche stavolta. Ah, il Fanta è domani il video, scusatemi, non ce l'ho proprio fatta oggi. Occasione. Può tentare la Che gol di tacco! Signori! A questo punto la partita si fa ancora più interessante. 1-0 Venezia contro il Napoli, incredibile. La difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato ci trasformiamo in Team Cup. Modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. La sensazione è quella di un possibile risultato a sorpresa, ma è troppo presto. Stai buono. Hamsik effettua il lancio sulla fascia. Cross di Lorenzo Insigne. Libera tempestivamente. Provano a partire in velocità. Olè, mamma mia, Venezia. In Coppa ci trasformiamo. Il Venezia ha vinto solo una Coppa Italia nel 41. Passaggio sulla destra. Fase di e si vede che siamo a nostro agio nella Team Cup. Intercetta il passaggio, pericolo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Mamma, beh, sarebbe bello cazzo battere il Napoli. È davvero una bella serie di passaggi questa. Allan. No! Non c'è ombra di dubbio. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Meno male. Ma stai zitto, ma cosa vuoi Carezza? Ma che cazzo vuoi, uomo inutile? Mamma mia. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. C'è la palla lunga in avanti. Dai ragazzi, dobbiamo tenerlo sto vittoria. Sì, invidioso.
Venezia gioca bene, tiene il possesso del pallone ed è avanti nel conto delle reti. Mamma mia, i show comediani. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La butta in mezzo. Vedo che in Coppa giochiamo meglio, c'è poco da fare. La mette in avanti. In Coppa siamo una grande squadra. Jorginho. Il Venezia è in vantaggio quando non sono ancora trascorsi 10 minuti. Come? Usai. Vuole la profondità. Bello sto passaggio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Ecco un'occasione di contropiede. Lungo passaggio in avanti. Questa era dura. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Apicella, Api, ti ringrazio per Prova la verticalizzazione. la donazione di ieri. Scusami, non mi sono proprio accorto ieri. Ti ringrazio troppo gentile, veramente. Troppo. Grazie, grande Api. Caressa, fa il fiato. Palla giocata alta sulla fascia. E peccato, non ci arriva. Oh, abbiamo Scarlett, che non sarà sicuramente una ragazza. Non esaltatevi, ragazzi. Mi devo Darkstar odia PES. Darkstar è contro PES. Bentivoglio. O è PES contro Darkstar. Domizzi. Cerca l'uomo là davanti. Ci mette il piede e conquista il pallone. Fauzi Gulam. Comunque grazie ancora Api. Grazie ancora Apicella. Gioca una palla lunga. Andielkovic. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre. Certo che sono una ragazza. Oddio, allora mi scuso se sei una ragazza, perché di solito qua ci sono profili fake che si spacciano di ragazze per provarci con il Cume e con Poleima, che è, come si dice, il playboy del canale. Occhio! Fa fuori gioco. Poi c'è anche Darkstar che è contro PES e Alex che è un po' porco. Insomma, questa è un po' la combriccola. Fiori, però possiamo per piacere fare un gol. C'è anche il Cume per fare i festeggiamenti con il 2-0. Cioè. Jorginho la mette sulla fascia. Callejon scatta verso il pallone. Va di testa. Mamma mia, sì, arriva il gol, ma di mare è chiaro. Cioè, con Napoli ci sta. Il Napoli col Napoli ci un sta. grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Bel botta e risposta. Sì, la botta. Vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Allan. Jorginho. Bella serie di passaggi. Allan. Dai ragazzi. Usai. Callejon. Ma qual è la mia nuova intro? Mertens la gioca sulla destra. C'è il colpo di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato. Poplio. C'era quasi. Dov'è Poplio? Qualcosa è andato storto. Gioca con un pallone lungo. Bella. Cerca lo spunto. Bella. Di pochissimo. Sfortunati qua. Le situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Qua ammonito. Che non sfugge certo al direttore di gara. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Vai Spondona, perfetto. Ha diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare. Cerca il tiro. Ed è il gol! Ed è il gol del Cume! 2-1, sempre di rapina, mamma mia. Guardatelo, fierissimo. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sto segnando solo di rapina alla Inzaghi proprio. Però in Coppa Italia già 3 gol. Sono 4 per lui in questa competizione.
Spaventoso il Kuma in Team Cup. Passano in vantaggio. Cerca un compagno. Cross verso il centro. Per carità, anche se vinciamo al San Paolo ci massacrano. Però intanto 2 gol con una squadra di Serie A, vedete che il Kuma c'è. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Prova il filtrante. Bello. Da lì può segnare. Bello. Bello. Mamma mia. Madonna. Hanno sbagliato ancora. Il Venezia, comunque è tutto un altro PES, signori. Mai visto così tanti gol nelle prime giornate. Riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Bentivoglio. Sì, Bentivoglio. Jorginho. Usai. Manca solo un quarto d'ora alla fine. No! Allan. Grandissimo. Poco Audera ammazza il portiere e il giocatore. Cosa fa? Perdiamo tempo, perdiamo tempo. Troppo. Prova a cambiare la situazione con... Qui deve tirare. Missile terraria. Che sfiga. Qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Comunque ottima prestazione in Coppa Italia ancora una volta. Palla in profondità sulla fascia. Sarà durissima il San Paolo però. Il difensore può spingersi in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forza. Ormai il veneziano non esce più. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Attenti ragazzi, attenti. Allan. No! Mamma, grande Audera. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Teniamola, buttalo giù piuttosto. Tocco morbido. E si va a vincere 2-1 al Sant'Elena. È arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. I tifosi chiedevano una vittoria e la vittoria è arrivata. Adesso c'è grande ciao Desmond. Che tipo di partita hai visto? Un risultato inaspettato alla vigilia. Grande 2-1. Per niente intimorire dalla... Boh. Si segna solo in Team Cup però. E adesso Team Cup ritorno, a questa la giochiamo al San Paolo per tentare il miracolo. Sarebbe bellissimo votare fuori il Napoli, cazzo. Però proviamo la maglietta bianca, scusa, dai. È come il culo della Bindi. Tanto c'è Nicolò che ci prova con Scarlett, benissimo. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Vediamo il San Paolo. Oggi si affrontano Napoli e crediamoci, Venezia. cazzo, crediamo, tutti insieme. Insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? Sarebbe fondamentale fare un gol. Partita già in corso di svolgimento. Il Venezia arriva a questa partita dopo la vittoria in casa dell'andata. Ma ci sono ancora 90 minuti da giocare. La bellezza del calcio sta anche nella sua ho sbagliato tutto. Perciò godiamoci questa partita di ritorno e vediamo cosa succede. Allan. Bene, ma non... Callejon. Occhio, attenzione. Riceve in posizione interessante. E trova il compagno. Mertens preferisce il retropass. C'è il colpo di testa. No. Grande portierone. Difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita grande portiere, era per la prende. Il
Venezia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Dai ragazzuoli, dai. Insigne. Oggi è Insigne. Passa. Attenzione. Ecco il cross. Ocio, questo è bruttissimo. Bravi, bravi di cuore. Ma la perdiamo subito. Allan. E c'è il gol, subito gol, ragazzi. Sto Napoli è partito a cannone. Allan subito punisce. Perché con questa rete sono tornati in vantaggio nelle due partite. Il Napoli ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la dopo difesa. Tutti a vedere i video di Scarlett. Tra i giocatori. Comunque 2-2. Venezia è sotto oggi e soprattutto nel computo totale delle due sfide. Palla in profondità sulla fascia. Scodella. Vai! Ragazzi, ho bisogno di supporto però adesso. E il rinvio arriva direttamente a lui. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. In questo momento siamo fuori, che palle, cioè, Domizzi, più forti. Scodella in avanti. Fauzi Gulam. Bravo Cuba. Cuba. La sua. Mamma che cuore. Dai uno in mezzo. E c'è il gol! Autogol! 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 Bravo Cuba che l'ha messo in mezzo. Forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. E si segna il San Paolo. Il Venezia trova il pari in questo match e soprattutto trova una situazione di vantaggio importante nei 180 minuti totali. Prova Callejon, eccolo qui. Vuole la profondità. È buona, si gioca. No. Callejon. Madonna. Diawara. Stiamo calmi. Vuole il lancio filtrante. Prova a cambiare la situazione. Dai che Napoli è un po' nervoso, il Napoli di Sarri. Occasione per il contropiede. Cerca un compagno. Bellissimo assist di Veneziano. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Andiamo a sfangare tutti insieme. Gioca una palla lunga. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Un Cume in Coppa Italia da leggenda. Scatta verso il pallone. Lorenzo Insigne ha cercato. Anzi è giusto fare la foto comunque in ogni caso con questa prestazione. Bello, bell'uomo. Dov'è? Ardettone, allora, ok. Guarda che... con la maglia bianca siamo ancora più fighi. No, come... Eccolo qua. No. Lo mettiamo così. Eccola qua, mi piace di più. Vai. No ragazzi, sto facendo questa cosa per la foto da mettere sulla, come si dice? Squadre nel tunnel dopo Oddio. il primo tempo che ha visto un gol per parte. Sull'anteprima del video. Partita abbastanza equilibrata. Il risultato dell'andata per il momento è determinante. Dai ragazzi, resistiamo, adesso basta foto. Si chiude sull'1-1 il primo tempo. Ci vuole col 2-1. Vabbè, siamo buoni. Il Venezia avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. No! Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Brutto l'intervento, adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Squalificato per la prossima forse. Giallo per lui. Fanculo, io e le mie scivolate di merda. Arriva Mertens. Ottima la pressione difensiva. Prova il filtrante. Oh no! No. Conclusione. 2-1. C'è il gol del Napoli. Ancora Allan. Pareggio nella gara di ritorno. Ora sì che ci divertiamo, Luca.
Da lì e senza difensori. In questo momento tempi supplementari. È stato veramente più difficile sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Allan ha realizzato 2 gol in questa competizione. Il Venezia ha concesso il vantaggio agli avversari e adesso è tutto da rifare. Parità assoluta nella doppia sfida. Bella serie di passaggi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Usai cerca di allungare il gioco. Bascia si è fatto trovare pronto. Ah, fanculo, va, scusate se non parlo, ma le palle Il girate. portiere la calcia lontano. Bisogna stare un po' più attenti, prendono un gol Una così. situazione che si faceva molto pericolosa. Gioca con un pallone lungo. Sì, ci sono state parecchie Usi 3 Gulam. doppiette finora, sarà un Mi caso sembra però che abbiano presumo. deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto No. che intervenire in tackle. Ocio, Non ocio, vogliono il farsi belga, superare mamma mia. con giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto Vai, l'effetto ragazzi. sperato. Possiamo farcela secondo me. Palla giocata alta sulla fascia. Bravo. Usi Gulam legge bene l'azione, blocca il pallone. Queste Niente. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Dai, decisamente freghiamole meglio. là. Prova la giocata nello spazio. Ah, attenzione Mertens. Ai ai ai, ai ai ai. Mertens insacca le spalle del portiere. Troppo forte sto Napoli. E adesso passano in vantaggio nel computo dei Basta gol. un gol però, basta un gol ancora. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. In questo momento siamo fuori, basta un gol però. È in svantaggio nella doppia sfida. Deve assolutamente trovare soluzioni interessanti e soprattutto pericolose. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E trova bene, ci prova. Vai! Non ci Ha credo. sprecato per la verità una grande opportunità. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Milik, È dura da digerire, eh. Allan. Cazzolina. Solo Peccato. 10 minuti. Però non è ancora finita, crediamoci che ci sono un po'. Ai ai Milik, basta. Ecco il tiro. Siamo crollati, siamo Un gol crollati. pazzesco! Che gol fantastico! E con un vantaggio Il di San 3 Paolo gol, esplode. la partita è quasi chiusa. Bravo La Milik. conclusione è stata Ciao. bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. Bravissimo. Abbiamo fatto lui, anche è troppo, bravo l'allenatore onestamente. che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E ora ci sono 2 gol a dividere le squadre. Però questa partita deve servire per il campionato, ragazzi. Usai, Per 60 minuti abbiamo giocato alla pari, dopo Napoli è esploso. Usai. Speriamo possa servire per il La sfera campionato. oltrepassa la linea, sarà rimessa. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Questo giocatore Uno aggiungerà Milik è centimetri finita. preziosi in area per sfruttare le palle Ok, mi alte. leva, penso per fare ormai il turnover a 2 minuti dalla fine. Diavarà, Complimenti al Venezia, comunque 5-3 nel computo totale non era minimamente pronosticabile. Andielkovic. Riceve in ottima posizione. Comunque ci credono ancora i miei, guarda che belli. Prova a tirare. Guarda che Ha messo in bello. mezzo. Bravi. Questo vorrei vedere, cazzo. Ecco il fischio finale. Finisce qui la loro avventura. Dopo la vittoria dell'andata è arrivata la dolorosissima sconfitta di oggi, che li mette fuori dai giochi. Qual è la tua analisi di questa Va bene partita? così, cioè, era chiaro che col Napoli si andava fuori, cioè, ci arrivava anche un porco lodro, solo che siamo andati vicini. Vabbè. Adesso si va a Carpi e a Carpi comincerà la serie positiva del Cume, me lo sento. È sicuro? Vai. Non si può tornare a perdere 2-0 in campionato. Ma perché Darkstar? L'uomo più beffardo del mondo, ragazzi.
Darkstar, un uomo, una garanzia. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi. Voglio il primo gol in serie B, cazzo. Vai. La partita di oggi è tra Carpi e Venezia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. L'arbitro In divano, ha che bello. via le danze. Prova a cambiare la situazione con Bello. una giocata in avanti. Bello. Dai, il primo in Serie A. È riuscito a passare. Tira! Ma por... Ma... Sospiro di sollievo sugli spalti. Ma perché e sono non sicuro tira? anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova con la Bello anche questo, stop poderoso, ma... duro ma efficace. Merda dopo pure, Passaggio in avanti. Il campionato... Siamo compagni in avanti. Tocco morbido. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Buono. Palla in profondità sulla fascia. Cerca cross. Incornata. Dio Cristo. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Non gira, non gira. Palla in avanti verso il compagno. Cerca di allungare il gioco. Bravi. Palla intercettata. Oh, stiamo dominando, Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Fase di stallo. Niente da fare. La mette in avanti. Finora c'è solo il Venezia in Ottima campo, ma pressione la non sua. riusciamo a segnare, Palla non c'è niente recuperata. da fare. Prova a verticalizzare. Bravi. Lancio lungo del portiere. Ci mette il fisico. Zigoni, fa fa culo. Prova il filtrante. Cercano l'azione veloce. Vuole la profondità. Colpisce il pallone. Pallone fuori davvero di pochissimo. Dai che qua c'è il grid drop. Ciao Darkstar, ciao Bomber, ciao bello. Dai, avanziamo. Bella serie di passaggi. Buon lancio. No, così giochiamo semplice, Dio Cristo. C'è l'opportunità per il contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Bello, ma non riusciamo a fare quello. Dopo lo stop la perdiamo sempre. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca la profondità, sulla fascia. Cerca di lanciare il compagno. Meno male. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Meno C'è male. qualche protesta, ma credo che il guardalini abbia visto bene. Il portiere la calcia lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dai, cerca fiori. a fondo, palla al piede. Occasione per il contropiede. Passaggio sulla Buonissimo. destra. Vuole il lancio filtrante. Bello Tira. intervento difensivo. Non ci credo, stavo per prendere. Poteva essere... Arriva il fischio dell'arbitro. Ragazzi, dopo questa partita ci vediamo un mondialino. E dopo stacco. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Primo tempo sullo 0-0. Direi che come prova di PES non c'è male. Il direttore di gara ha dato via la Sono seconda già le frazione 11 di quasi, gioco. cazzo. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione. Ci ho capito, ma se non segniamo, poi loro fanno il golletto, stupido. C'è anche da dire Eccolo. che hanno sprecato troppo, non sono riusciti Meno a male. concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Sì, io lo sto distruggendo il joystick.
Ci mette il fisico e conquista il Dai, pallone. dai. Guadagna metri. E trova la conclusione. Un palo clamoroso. Ma porco. No, vabbè, va a cagare, va. Ma va a cagare. C'è l'opportunità per il Ma vai a fare in culo, merda, guarda. Allora, dopo faccio il mondiale perché sennò palla larga in bestemmio. profondità. Non ho parole. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Ma meglio. vaffanculo, va. Il Carpi non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Non ho Devono fare parole. attenzione a non sbilanciarsi troppo. Non ho parole. Don't not parole. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova con la palla lunga. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Gioca una palla lunga. Che roba. Va, va. Adesso segnano, Prova Eccolo. la giocata nello spazio. Occasione da rete. Bravo. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Palla Stiamo giocata giocando alta sulla benissimo, fascia. più di così è veramente impensabile con questi parametri. Il Venezia sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Ma stai zitto, Marchegiani. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ottimo il fraseggio. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Ai ai ai. Dopo vediamo con che squadra fare il mondiale, non proprio scarsissima perché Cerca poi il compagno. se no E proprio passa. facciamo super mega schifo. Forse questa è Adesso l'ultima occasione per vediamo, andare in ci vantaggio. pensiamo mentre finiamo sta partita che però veramente, cioè, non vincere neanche qui, no. Blanchard. Gioca con un pallone lungo. Ci mette il fisico e conquista Adesso il entrambe le pallone. squadre devono fare Ci molta vuole un attenzione a non fisico scoprirsi, bestiale. mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Tocco morbido. Vede la porta. Occhio, C'è il retropassaggio. Cerca di lanciare il compagno. Occhio al tiro. meno male. Meno male che l'ha La sua conclusione cappellata. manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno. Ma lui No, non c'è l'Uzbekistan riuscito. no. Il Venezia decide per un'altra sostituzione. C'è un doppio cambio. Ma la Russia ho visto che L'assetto purtroppo della non ha squadra ancora i potrebbe nomi cambiare radicalmente. corretti, purtroppo. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Bella rete di passaggi. Cerca lo spunto. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. No, mettiamo una squadra un po' più forte, ragazzi, perché c'è... sennò veramente c'è il disastro. Vabbè. Cerca di allungare il gioco. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Io domino ma non vinco. Non c'è più tempo, finisce qui. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Che partita si è giocata Ciao. oggi, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Le squadre avevano voglia di trombare, altro che di vincere. Vabbè. Siamo ultimi, perfetto. Mi sembra un bel modo di cominciare la diventa un mito. Meno male che non ci sono tutte le patch, così potrò ricominciare. No, non ho tempo di creare il bode, il bode. Però la voglio fare una squadra con tutti, diciamo, gli amici, oppure anche quelli del canale, un po' Layman. Però ho bisogno delle vostre foto perché devo farvi perfetti. Ciao. Vediamo un po' giocando noi. Allora, vediamo. Potremmo usare l'Ucraina di Sheva. Cazzo, però sì, cazzo, il mio idolo nuovo. Coppa. Mettiamo campione, 7 minuti, sì. Allora, stiamo in Europa.
L'Ucraina di Sheva. Ok. Abbiamo anche un Shevchenko in porta, perfetto. Ok, qua sono originali i nomi. Non capiamo niente, quello che viene fuori. Girone con Polonia, Nigeria e Panama. Così, proprio mondiale ignorante, ciao. Ragazzi, se volete questo bisogna organizzare, si può fare, posso crearvi cioè, posso crearvi tranquillamente. Oddio, non ricordo più un cazzo qua. Allora, madonna, ma che attacco di merda. Vabbè, andiamo così intanto. Il Panama è tanta roba, sì. Ok, magliette ufficiali. Si parte col match forse più duro. Vai, Polonia-Ucraina. Vediamo, non gioco contro il computer da una vita. No, bellissimo, i mondiali ignoranti del Cuba. Cioè, dove vogliamo andare? Benvenuti a questo incontro. Si gioca a San Siro la prima, così. Si gioca a San Siro. Vai. La partita è iniziata. Aspetta che qua devo controllarli tutti, Luca, non solo uno, secondo te chi cazzo. può fare la differenza oggi? Robert Lewandowski. Grazie, è più forte di Come tutti. quella di oggi sarà determinante la prestazione Vai. dell'attaccante per il risultato della squadra. Certo, lui dà il meglio quando viene servito in profondità con palloni filtranti. Se il compagno Bello. rifornirlo Vai in con questo Oplianca. modo, potrebbe davvero essere E l'uomo subito partita. si parte Certo. bene. Al volo. Che missile. Lungo passaggio in avanti. Ecco Lewandowski. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Mamma mia. La mette Si in parte a mezzo. bomba. Mamma mia che Ottimo casino. disimpegno, Per poco la fondamentale. difesa faceva il cappellone. Ha calciato forte. Ha colpito con Ottimo grande inizio. rapidità. Stepanenko è andato subito al tiro. Lasciargli questa Buona libertà però Ucraina, significa correre buona un rischio Ucraina. enorme. Stanno attaccando in maniera quasi furiosa, arrivano spesso al tiro, ma poi finalizzano meno di quanto potrebbero. Vai. Stepanenko, molto solido, il suo intervento difensivo non si è fatto No, superare. cazzo. Aveva un compagno a sinistra, ha preferito fare da solo e non è stata sicuramente Occio. la scelta migliore. Bel pallone. Roba nostra, roba nostra. C'è la palla lunga in avanti. Con Oplianca. Prova a verticalizzare. Cercano l'azione veloce. Rakischi, Bravissimo. di forza. Dai, Queste distendiamoci. situazioni in cui c'è Ma non superiorità così. numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Dai che non toccano palla. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si allunga e trova la palla. Fallo. Fallo, nessun dubbio. Beh, l'arbitro non poteva perdonarlo ancora e lui non poteva pensare di farla franca dopo aver ricevuto un richiamo. Ma stai zitto. Palla larga. Vai in Sobol. profondità. Qua c'è il cross ignorante di Sobol. Calcio d'angolo, va Cross bene. deviato dal difensore, corner. Yarmolenko, c'è solo un 7 però in Ucraina, si chiama Shevchenko. Va Di testa! Completamente fuori misura. Fuori di un soffio. Dai ragazzuoli. Bello, Rotan. Kovalenko. Pallone No. intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Dai. La appoggia sulla fascia. No, con Oplianca si addormenta. C'è la palla lunga in avanti. Partita bizzarra. Fallo. Niente. Ottimo intervento. I polacchi giocano tutto a centrocampo Cercano e di difesa, rilanciare cazzo. Per il momento l'azione giocano in con le contropiede. È davvero Stiamo una bella serie di attenti. passaggi questa. Cerca Sono di sfruttare chiusissimi. lo spazio sulla fascia. Ecco, adesso prendo il gol. Eccola là. L'apertura. Bravi di testa. Gioca con un pallone lungo. Vai Sobol. E intercetta Niente, oh, non ne viene opportunamente, una. visto che l'azione era pericolosa. Siamo partiti a bomba, siamo Il fermi primo adesso. tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente.
Eccola là, Milik. Non può sbagliare. E la mette in Ma va a cagare. Un gol alla fine. Arkadiusz Milik 1-0 Polonia. Oh, non ci gira un cazzo, Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi e Note, Ale. un contropiede portato in maniera perfetta. 1-0 dunque. Sono passati in vantaggio. Vediamo se Butko. e come cambierà il loro approccio Butko. alla partita. Fa quel che vuole Butko. E dopo la Accetta il sbaglia. passaggio, pericolo. Lancio lungo del portiere. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Finiscono così 45 Primo tempo minuti di bellissimo, dominiamo La noi. prima No. parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Mi sembra che manchi Rotan. loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. L'Ucraina Vai, ha Rotan. ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. No, bravissimo Jarmo. Vai Jarmo. Buona l'azione sulla Sinvola destra, Jarmo. vediamo come evolve. La Cerca butta in il cross mezzo. Che sboro, che parata di E il Szczesny. portiere la fa sua. Non è bene perderla prima, per carità, è contro la più forte del girone, però che cazzo. Milik ha già segnato in questa partita. Lewandowski. Bravi. Giochiamo noi ma segnano loro, questo è il calcio, questo è il cume più che altro. Kravitz, non so, questo non conosco la pronuncia di questo giocatore, scusate. Chiedo venia. Sono un po' rincoglionito. Bello questo duello. Ha provato a superare Bravi. e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Vai Jarmo, vai Jarmo. Palla larga in profondità. C'è il tiro. Ma puttana troia, oh ma... L'Ucraina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non Ma possono fare porca altro che puttana. continuare a insistere. Non Infatti. segna in nessun modo. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Allarga sulla fascia. Vai Butko di culo. Può calciare a rete. Ottima giocata. Pericolo. Ma niente da fare. Stanno Ciao cercando di Alberto. impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si Un difendono tiro hanno con tanti fatto, uomini un al centro tiro. dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia. Guarda come di gioco. giocano questi. Zelinski. Niente, Da la 2 opinioni perdiamo, su quanto visto incredibile. finora, Luca. Io non credo che si vogliano arrendere, sanno che hanno la possibilità di recuperare questo svantaggio, però lo Certo devono che li fare pronuncio con più alla lucidità, perfezione. con più attenzione, non lasciandosi andare solo ad iniziative Vai personali. con Oplianca, dai. Ha la possibilità di Rotan. andare verso la porta. Niente da fare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi Szczesny qualche ha rischio fatto anche i il difensori miracolo. per accompagnare la manovra. Glick. Lungo passaggio in avanti. Robertino. Milik. Arkadiusz Milik. Tocco morbido. Robertino. Riceve il pallone in- Lewandowski. Vicinissimi al gol del 2-0. Sarà amareggiato. Con il Dominio gol comendiano, ma avrebbe visto il vincono risultato. loro. No! Lewandowski. Ma no, ma che cazzo di cosa fa? Ma va A a questo punto il gol è cagare. una vera mazzata per gli avversari. Ma che cazzo? Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Hanno mostrato grande caparbia sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. 2-0 Ma dunque. cosa fa? Un'entrata in scivolata da Ai, manuale. ai, ai. Sventa la minaccia. Mamma mia. Vince il duello fisico. Magari fa avrebbe sul potuto pallone. creare soluzioni oddio. alternative. L'azione è sfumata così. Qui deve tirare. Mamma. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Mamma mia, ragazzi. Non ci voglio credere. Speriamo di far bene nelle altre 2 partite, se no. Addio, cioè facciamo solo 3 partite, Cerca la ragazzi. gran conclusione. E il portiere blocca sicuro. Ma cosa? Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno Un iniziato buon debutto malissimo in questo mondiale a nei San peggiori Siro. modi. Devono farsi forza adesso e provare a reagire. Devono cominciare a giocare in maniera diversa.
Intanto il Panama, cosa ha fatto il Panama? Panama, dov'è? Ah, dove cazzo è Panama? Ha perso 3-1 quella Nigeria. Bene, bene, lasciamo ultimi, dai. Sembra un bel modo di cominciare. Fiori contro Panama, o si vince o siamo già fuori. Vai Fiori. Ai ai. Che pazzi che siamo, raga. Contro Panama voglio 3 punti, eh. Oh, beh, il campo nuovo devo dire che è Salve a fatto tutti da in un maniera orgoglioso tempio del devastante, eh. calcio europeo, dove le tribune si colorano Questo di non si può blaugrana non quando i dire. campioni del Barcellona entrano in Ma è scena. roba. Benvenuti al Camp Nou. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita. Il big insieme a match, te e a tutti il gli come punta appassionati di del pescaggio, vai calcio. Fiori. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Beh, il Bernabeu, il Camp Nou ha Prova a fatto cambiare l'addio. la situazione con una giocata in avanti. No, Fiori, Vuole la subito. profondità. Riesce ad No! intercettare. Piatov allontana. Palla in out, verrà rimessa laterale. Cerca la profondità, sulla fascia. Basta, sono andato. Ci mette il piede e conquista il pallone. Stavo prendendo un gol micidiale. Ottimo il fraseggio. Calma, adesso dai, seriamente. Konoplyanka. Bello. Palla larga in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. No. Vuole, ci mette la testa. Completamente fuori misura. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Aspetta, tiriamo su che è meglio. Avrebbe dovuto davvero segnare l'1-0. Aveva l'opportunità per far iniziare alla grande Dai, la sua svegliamoci squadra. però, cacchio. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Nin, Bella rete di Cannavaro. passaggi. Vivo. C'è un vivo in campo. Buon lancio. Palla intercettata. Attenzione al tiro. Mamma mia, vivo. Ha colpito un Calcio buon bairato. pallone qui. Bel tiro, tenuto basso. Comunque Cosa che il mette campo nuovo è quasi sempre in spaventoso, difficoltà il spaventoso, portiere. cioè, è impressionante. La grafica è perfetta. Questo non possiamo, almeno questo lo possiamo dire. Dopo possiamo dire qualcosa sul come che... L'Ucraina finora non ha mai tirato in porta. Bene, no, il calcio funziona così. Meno tiri, più vinci. Ottima pressione la sua. Vai, Jarmo. Palla recuperata. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Ultimo passaggio Madonna. impreciso. Poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Dai! L'Ucraina si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Konoplyanka, Fase cazzo, di con stallo. Panama. Cerca la profondità. Buono, Sulla Sobol. fascia. Va al tiro. Calcio Tiro d'angolo. davvero troppo debole. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Vai, Jarmo, passa l'elenco. Allontana il pericolo. Viene un po' fuori l'Ucraina. Chance per tirare. Ci prova di nuovo. Bello, un bel È tiro. decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ai ai ai. Tanto ci stiamo divertendo. Prova la giocata No! nello spazio. Attenzione del cannibale. A solo... Ecco il tiro. Buca la rete. Ragazzi, E segnano niente, il no, non primo ci gol siamo. dell'incontro. Non ci siamo Gli oggi. hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati Mamma puniti. mia, che Si è figura di inserito molto bene nello merda. spazio e ha concluso con freddezza. Vabbè, Si riparte pensiamo alle da cose 1-0. belle della vita. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Beh, neanche la facciamo la terza, Cerca siamo di già vincere il fuori. compagno. Che bello. Arriva sulla palla e interrompe l'azione.
Guarda che roba! Può tentare la conclusione. Prova a verticalizzare. Scioccante. Palla contesa. Sì, come molto fuori forma. Evita ogni pericolo per il momento. Proprio il silenzio irreale. E gli prende splendidamente il tempo. Corri però, madonna, c'è un po' di cambi. Primo tempo che si conclude. Sono finiti i tempi. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Togliamo Rota, la mettiamo... Vabbè, che se andiamo a caso proprio, fotte sega. Vai. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. L'Ucraina Zozu, c'è Zozu davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso. Lo so, ma Shevchenko fin dal primo minuto non è il nostro Shev. Vai, proviamo. Palla in avanti verso il compagno. Guarda come giocano! Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bel pallone. Pericolo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Dai ragazzi, su almeno un pareggio, perché perdere proprio da ridicoli. Zozu. Vai Zozu. Zozu si invola. Intervento al limite. Non mi è sembrato regolare. Sono scioccato, Fei. Ma come fanno a passarsela così? L'Ucraina si ritrova in svantaggio, normale, ha creato meno occasioni. È normale, sì, certo. Con Panama è normale. Ma perché non la passa? Era troppo solo, non poteva fare altro. Vai, Kova. Cerca un compagno. Vai Zosu, nuovo entrato. Lento anche lui. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Ciao primo fiore, ciao, sono incazzato nero. Devono buttarsi in Siamo già fuori dal mondiale. Proprio così. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Riusciamo a prendere una palla? No, impossibile. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Ma c'è la difesa! Ormai è la fine. Prova la No conclusione. vabbè, cioè, però non può essere che non sia la difesa. Vabbè. Va bene. 2 gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Era meglio continuare con la diventa un mito. Sì, ha bisogno anche questo. Perfetto. Il portiere è rimasto ipnotizzato. Mai visto una bella del Si genere? riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Mai vista una roba del genere? E trova bene il compagno. Ma guarda che roba! Colpisce il pallone. Se non tocco palla, Fe. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Ma neanche un gol. La difesa gli ha concesso troppo spazio. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Dai ragazzi, ma con gol. Colpisce. Ma va a cagare. Un grande riflesso qui. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. L'impegno per tornare in partita non manca, ma finora non ce l'hanno fatta. C'è il colpo di testa. Colpo di testa che si perde. Fuori. Sì, ci qualifichiamo. Sobol prova a prolungare. Una bella esperienza questo mondiale.
lontano. Non so che fare, tiro. Occasione sprecata. Ragazzi, la terza la faccio, non so, no, è impossibile. Cioè, sì, se ha vinto la Nigeria, forse no, ma comunque matematicamente non puoi farcela. Ottimo dribbling, cerca cross in mezzo, incornata! Ma doveva metterla dentro qui. Almeno un golletto. Di forza. Allarga sulla fascia. Niente, oh. Tocco preciso. Bravo. Può concludere. Zozu. Hanno trovato un gol Fanculo, pesante all'ultimo respiro. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. E finisce qua. E l'arbitro dice che può bastare. Non ci è dispiaciuto l'atteggiamento della squadra, però certamente ci sono degli errori che vanno corretti. Sì, è vero, ho segnato solo così. Che ha lasciato la partita di oggi. Vincere partite ti fa guadagnare reputazione. È vero. È vero. Allora siamo a 6-3-3. Allora io ho la Nigeria, se faccio 3 punti, poi comunque, cioè, non so se va a scontri diretti e vediamo, perché se va a gol, magari se la Nigeria, se io vinco, vince una tra Polonia e Panama, andiamo tutti a 3, però se va, vediamo un attimo, se penso che va a scontri diretti, però sì, sono fuori. Guardiamo tanto per... punti a differenza reti, quindi la differenza reti conta come seconda. In realtà abbiamo ancora una minima chance. Proviamo. Allora abbiamo visto diamo fiducia a Zuzu. Sì, che devo vincere. Shevchenko in porta che ci porta fortuna, anche se sarà scarsissimo. Vai. Vediamo gente veloce. Questo è veloce. Ma fatalità... proviamolo, dai. Ma è quello di prima? No, è quello di prima forse. Sì. È veloce però adesso che... aspettiamo allora, lo mettiamo al secondo tempo perché è parecchio veloce. Poi abbiamo Kovalenko. Ma sì, lo mettiamo qua. Ok. E basta, non più coglioni. Vai. No, posso passare per differenza rete perché se io vinco vado a 3, se non fanno il biscotto la Polonia e il Panama, posso farcela per differenza reti. Okay. Siamo 6-3-3. Io gioco quella che è 6, io vado a 3, la Nigeria resta a 6, è già passata. Se una delle due vince, posso ancora farcela. Perché no, scusa? Vabbè, sono fuori, non ho capito perché sono fuori, però ho fatto tutto di corsa, sto cazzeggiando. Da uno degli stadi più grandi e prestigiosi del mondo, sede dei trionfi del Barcellona, il Camp Nou. L'Ucraina, la Nigeria, è tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Sai che passano le prime due. Gianni e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio. Ah beh, giusto, sì, è vero. Non vedo l'ora di vivere. Sì, è impossibile, è giusto, perché sono 2 a 3 punti. Si è cominciato giusto, in ogni caso, siamo fuori. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale? È vero, perché sono 2 squadre a 3 punti, scusate ragazzi. Si è fatto tutto il corso e velocità, beh, giochiamole. Dei grandi attaccanti ucraini. È una punta completa, dal fisico potente, ma anche agile, in grado di saltare l'uomo. Giochiamocela lo stesso. Nell'uno contro uno. Credo che in questa gara sarà lui la minaccia principale per la difesa avversaria. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Cerchiamo di vincere almeno per l'onore. Vuole la profondità. Lancio lungo del portiere. Kucher ha fatto buona guardia.
Giochiamo per l'onore almeno. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Occhio, madonna. Conclusione. È un grande riflesso qui. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Vai. Sì, no, ma non mi ero rifatto che erano due squadre a 3 punti. Sulla fascia. Ho fatto il calcolo diverso. Ecco il tiro. Vaffanculo adesso faccio sti gol, ma va a cagare. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ed è la seconda adesso faccio sti bei gol. Cagare. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Palla in profondità sulla fascia. Crossa il pallone a centro area. Riceve un pallone, può provare. No! Non ci credo, mamma mia! Ma siamo in Shevchenko autogol subito da portare fortuna. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Hanno trovato il gol anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Un po'? Che si può? La Nigeria riprende subito il possesso della sfera. Non ho parole. Prova la giocata nello spazio. Sì, ma non c'è difesa. La mette in profondità per il compagno. Ecco il tiro. Bravo. Sobol scodella in avanti. Prova con la palla lunga. Bello. Opta per il lancio in profondità. Si gioca, si combatte, le squadre sono ancora in parità. Dai ragazzuoli, ma con una vittoria. Bello. Palla larga in profondità. Ok. E trova il compagno. Prova il filtrante. Attenzione al tiro. Palla vagante. Portierone scioffio. Ai. Grande portiere. C'è la palla lunga in avanti. Cerca un compagno. Bello questo, un passaggio degno del miglior come. Ma il tentativo non ha fortuna. Poteva essere un'azione Scusate un importante. attimo, cazzo. Difesa però ben posizionata. Palla in avanti verso il compagno. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Fallo. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. C'è anche la Cerca chat. di lanciare il compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale. È stato un bel primo tempo. Ma Zuzu, il re dei mondiali. Il primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. No, ma probabilmente ragazzi, la Nigeria non è ancora sistemata, quindi per quello ci sono giocatori bianchi. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova a verticalizzare. Riceve il passaggio. No. Occhio, può andare. No! Folle in area di rigore. No, è palla piena. E adesso devono sperare nel miracolo e soprattutto affidarsi al portiere. Si sono ritrovati questo in è una ridicolo estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. Vai Sheva. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. E questo è il gol che sporo che gol. rimonta. Grande freddezza dal dischetto in un momento decisivo. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Sono molto Rimonta soddisfatto. meritatissima. Mamma mia. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Vai Zuzu, il nostro bomber. Cerca spazio. Occasione da rete. 2-2. Ecco il gol. Hanno saputo reagire, hanno trovato il pari.
Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Almeno ci stiamo divertendo in questa terza partita con sapeva già tanti dove gol. sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Hanno ritrovato la parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Lunga, meglio. sì. Cerca la profondità. Konoplyanka ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Almeno un punto facciamolo, cacchio. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Arriva il gol quasi dal nulla. È una Come ho segnato mezz'ora fa. Prova la giocata nello Ma spazio, no, colpisce il pallone. ma E trova la rete. no, non era una previsione. Era. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. La Nigeria ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. Oddio. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Spara. Tutti con me. E passano in vantaggio. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Mamma mia. Proprio Le ho così. perse tutte. Pallone alto e lungo sulla fascia. Va al cross. No. Salta e colpisce di testa. No. E ancora. No. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Nigeria. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Mamma mia, ragazzi. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Ora gettare al vento questo vantaggio sarebbe imperdonabile. Oh, un solo grido si alzerà. Madonna che Ucraina. La, 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 la. E fa su il rinvio degli avversari. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non Vai. sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano Sì, di tenere le dico. distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare riesco con più a giocate in giocare. profondità o addirittura nell'1 contro 1. La mette in avanti. Ole. Ole. Palla giocata alta sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo pallone regalato No. agli avversari. Occhio al No. tiro. Pallone sulla traversa. Oh, Ci testa. E hanno segnato ancora. Vantaggio di gol. Mariti, e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è Zuzu. quell'intuito che ti fa capire prima dove Zuzu. finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Vai ragazzi, chiudiamo Vantaggio bene il di 3 mondiale. reti, piuttosto rassicurante direi. Lo si chiude da Se ne protagonisti. va. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Konoplyanka Cono. va via in profondità. Guardate Fase di il cono. stallo. Un'Ucraina perfetta. Ci mette il piede e conquista il pallone. Riesce a mettere fuori. Ole. 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 Mamma mia. La disfatta di un uomo. E con il fischio Finisce finale qua. finisce purtroppo la loro Qualificazione partecipazione al sfiorata, torneo. ma avevano davvero grandi alla aspettative. fine non riusciamo a Bisognava raggiungere. passare però da questi 90 minuti. Ragazzi, che posso dire? Il Panama perde 5-3, attenzione. Va bene, dai, un girone equilibrato per me. Fa il culo. Raga, sotto il comandone veneziano, dai, ci siamo divertiti, abbiamo fatto 2 risate. Ci becchiamo il prima possibile. Raga, un saluto a tutti, notte a tutti. Domani video del Fantacalcio, scusate che non l'ho postato oggi. E niente, notte, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!